Forte di 18 miliardi di euro di fatturato e 70 milioni di presenze, il turismo è tra le prime industrie del Veneto, un comparto nel quale la costa fa la parte del leone. La 50ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico al Pala Expomar di Caorle diventa quindi occasione di confronto e programmazione per un comparto che deve tenersi sempre al passo di una concorrenza agguerrita e allo stesso tempo fronteggiare problemi come le ultime mareggiate. Tra gli obiettivi, creare un asse sempre più solido tra associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche. Identificare delle risorse concrete da un punto di vista economico, di creare dei capitoli di spesa adeguati e dedicati unicamente al turismo, la consapevolezza della scarsità delle risorse naturali, della fragilità del nostro sistema costiero deve essere un campanello d'allarme. Dobbiamo capire che le coste vanno tutelate per tutelare il fenomeno turistico. Se non c'è spiaggia, non c'è fenomeno turistico, verrebbe a mancare una parte fondamentale di quella che è di fatto la prima industria della nostra regione. In un comparto che si mantiene in salute, ma che può anche scoprirsi improvvisamente fragile, risulta allora incomprensibile agli addetti ai lavori l'ipotesi di una rimodulazione dell'IVA dal 10 al 22%. Se questo lo vogliono far passare in sordina come un piccolo cambiamento, sanno che mettono in crisi uno dei comparti più importanti e strategici del Paese Italia. Quindi non possono che aspettarsi da noi una guerra all'ultimo sangue, perché francamente vorrebbe dire mettere in crisi la stragrande maggioranza. Gli alberghi non sono solo alberghi a 5 stelle da 500 euro al giorno, ma il 95% delle strutture sono alberghi stagionali e con prezzi totalmente diversi.